sostenitore del Presidente del Senato di questa sera. Probabilmente passo per il però io sono sempre bravo quel ragazzo, soprattutto adesso che si parla di cosa fare quando uno è malato, malattie mortali, questo significa che conviene il Presidente del Senato. Non mi ricordo quando me l'aveva nominato di ma lei è portato tutta la gente brava, per Vinci è un medico, l'ho portato via perché era stupido di essere sotto il controllo della sua ragazza, l'ho portato lì, però abbiamo portato due gente qua, posso tirare anche la lode con una perché poi no, è davvero bravo, meno male che riesce a combattere contro gli altri, perché il problema è sempre che porti della gente in Parlamento che a volte non riescono a combattere contro gli altri partiti. No, io Renzi comunque al di là di tutti che era quello che mi ha fatto l'anestesia totale, poi ha vinto una battaglia, gli anestesisti hanno battuto i chirurghi, hanno convinto i chirurghi a incarolarlo, anche una volta si può andare in un reparto di dove facevano le torsine, si era pieno di vomito, di sangue, perché i bambini il sangue non fa vomitare, se non sei incanalato poi tira fuori il sangue dall'organismo malato, quindi andavi nei corridoi pieni di sangue, era così erano tempi, fino a poco tempo fa facevano così, poi i chirurghi volevano lasciare tutto con il primo perché facevano più operazioni, in poco tempo facevano torsine, adenoidi, torsine temporanee, ma stavolta hanno vinto gli anestesisti volendo e sottolineando la necessità di un'anestesia in maniera che il bambino non soffrisse troppo. Fatto bene perché se non faceva sparare. Era già stato avvisato il giorno prima. No, solo per la storia che non si è posto. No, no.